Per diverso tempo le possibili conseguenze della sua realizzazione sono state un fronte di dibattito non privo di polemiche. Ora l'arrivo del decreto legge agosto colloca l'impianto di stoccaggio del GPL di Chioggia tra i progetti che rimarranno sulla carta. Una decisione che arriva direttamente dal governo, ma che, sostiene Federico D'Incà, ministro veneto per i rapporti con il Parlamento, è frutto di un percorso condiviso a vari livelli. È una grande vittoria questa per la cittadinanza, per tutte le persone che hanno creduto in questi anni che questo impianto per il GPL, questo impianto per lo stoccaggio non dovesse essere costruito e realizzato vicino al comune di Chioggia. E per questo motivo come governo abbiamo voluto intervenire nel decreto di agosto mettendo a disposizione le risorse e una legge per cui all'interno di un patrimonio UNESCO non possono essere realizzati o messi in funzione impianti per lo stoccaggio del GPL. In visita a Chioggia, il ministro D'Incà ha incontrato a Campo Marconi il sindaco Alessandro Ferro e la consigliera regionale Erika Baldin, quindi all'Auditorium San Nicolò i rappresentanti delle categorie economiche cittadine, proprio per illustrare il decreto agosto nella parte riguardante il deposito GPL, un progetto a cui il Movimento 5 Stelle si è sempre opposto. Siamo riusciti finalmente a mettere una pietra tombale su quell'impianto che era sito a 200 metri dal centro storico abitato di Chioggia, una città con tantissimi abitanti, e questo era uno sfregio terribile per tutto il territorio e per le attività economiche che ruotano attorno a questo territorio. Dopo quello che c'è stato anche su Riva Lusenzo, dove anche lì siamo riusciti finalmente a ridare la titolarità delle case ai residenti che stavano da centinaia di anni, da più di un secolo in quelle terre. Non tutti però sono contenti di questo epilogo. Il presidente di Confindustria Venezia Rovigo, Vincenzo Marinesi, ad esempio, ha criticato un governo che da un lato parla di investimenti e occupazione, dall'altro li ferma. Di tutt'altro avviso i 5 Stelle che sottolineano il lavoro di squadra compiuto tra i vari enti come un buon viatico per il futuro. Abbiamo cercato di poter condividere un percorso con la cittadinanza, come nel caso di Riva Lusenzo, per correggere degli errori del passato e così in questo modo abbiamo finalmente risolto un problema che era al centro della discussione del comune di Chioggia e anche con una fortissima valenza per il futuro turistico di questa località balneare così importante per il Veneto.